ti faccia, chissà chi è, tutti sanno che si chiama te. È più un momento fa, chissà dov'è, dappertutto hanno visto più te. Ci guardo come un gatto se ne va, se la carezza di te. Sto tremando qui dentro di me, chi lo sa, stanotte tornando. Se non vieni vedrai i tesori d'amore, il mio cuore Questa è la seconda edizione, è stata un'idea che è nata assieme anche al Comune di Mantova, è un gran galà nel vero senso della parola perché abbiamo oltre Castellina Pasi che è un mostro sacro del liscio nelle zone limitrofe ma anche qua a Mantova, oggi possiamo dire che Mantova è veramente la capitale del liscio perché non solo Castellina Pasi ma altri 4 personaggi importantissimi, adesso sta suonando Matteo Bensi che è un maestro della fisarmonica, poi avremo Tassinari che è forse uno dei migliori saxofoni in Italia, quindi un'esperienza riuscita, siamo a più di 1000 persone attualmente, l'anno scorso ne abbiamo registrate circa 850, quindi assolutamente in crescita, ci auguriamo che questo diventi un appuntamento per Mantova da ripetere sempre. Io volevo solo salutarvi e ringraziare gli organizzatori che Spada Unica che insieme al Comune hanno voluto fare questa seconda edizione del Galà del Liscio. Direi che visto il risultato possiamo già mettere in conto la terza l'anno prossimo, ma in realtà sono venuto a dirvi una cosa che vi avevo promesso l'anno scorso e che faremo. Abbiamo deciso quest'anno, cioè questo 31 dicembre, di fare anche il Capodanno del Liscio, per stare insieme, per ballare, per divertirsi. Buona serata, buon ballo, buon lavoro, buona musica a tutte le orchestre, viva la musica e viva il Liscio! Ciao! sotto il cielo stellato di maggio, quel giorno fu amore. Tra queste rocce ti dissi di sì e la luna sparì. I ricordi d'amore son belli ma fanno un po' male. Sono ferite, stanno nel cuore per tutta la vita. Proprio qui, quel giorno fu amore, dimmi che ritornerai, per me cambierai e di nuovo a me sarai. Ma guarda che bella vista tieni, ciao a tutte queste belle stelle che sono sotto il palco, è bellissimo. Noi oggi registriamo una fascia d'età che va dai 40 fino agli 80, anche qualcuno che ha qualche anno in più, ma ci sta. Nasce soprattutto per fare anche socializzazione, questa oltre a essere un grossissimo evento musicale serve per socializzare, per uscire di casa, insomma poi è un'iniziativa gratuita e musicisti di questo calibro visti gratuitamente non capita tutti i giorni.